Bentrovati a Sicilia 24, questi i titoli. Le mani della mafia sul villaggio Santa Rosalia di Palermo, 26 arresti dal carcere. Il capoclan sorrentino impartiva ordini attraverso videochiamate al figlio, boss a soli 23 anni. Matteo Messina Denaro ricoverato per un intervento chirurgico e l'ospedale dell'Aquila si trasforma in un bunker. Il boss rientrerà in carcere in regime di 41 bis tra qualche giorno. Primo sì dell'Europa al pacchetto pesca, l'Italia resta isolata. Tra le nuove norme l'abolizione entro il 2030 della pesca a strascico. La buona sanità. La storia di Simone, il bimbo di San Giovanni La Punta affetto da una malattia rara, diventa un caso di eccellenza. Il piccolo è il primo paziente in Italia a ricevere una speciale terapia genica. Il Comune di Catania inaugura la riqualificata Piazza Montana e lancia un progetto di rigenerazione urbana che prevede altri 12 interventi con l'utilizzo di fondi europei. Calcio, Zafferana si prepara ad accogliere il ritiro estivo del Catania, lavori in corso nell'impianto che ospiterà la preparazione precampionato dei rossazzurri. Siamo andati a documentare con le nostre telecamere lo stato della struttura. Operazione antimafia a Palermo, si chiama Villaggio di Famiglia, l'operazione della Guardia di Finanza con la quale è stata nuovamente sgominata la cosca del quartiere palermitano Villaggio Santa Rosalia. 33 gli ordini restrittivi, di cui 26 arresti e 7 interdizioni dell'attività imprenditoriale. Sotto sequestro numerose ditte individuali, fra queste molte attività note. Manlio Viola. Dal carcere di Rebibbia, nonostante la distanza, continuava a guidare la cosca e lo faceva grazie alle videochiamate che riusciva a fare dal penitenziario. Il boss aveva delegato il figlio, ma era lui a dargli indicazioni e disposizioni. Così un intero quartiere di Palermo, il villaggio Santa Rosalia, era diventato una sorta di proprietà privata della cosca, da qui il nome dato all'operazione Villaggio di Famiglia. Una cosca che non faceva differenze sociali, ma usava chiunque le fosse utile, dagli imprenditori ai percettori del reddito di cittadinanza, e controllava ogni attività, dalla torrefazione alla rivendita dei fiori, dal commercio dei materiali per l'edilizia ai cantieri di costruzione, dalla ristorazione e dai bar fino alle rivendite di frutta e verdura. Al vertice della famiglia mafiosa c'era Salvatore Sorrentino, detto Salvino, e noto come lo Studentino. Sorrentino è nipote di Francesco Paolo Barone, appartenente alla famiglia di Magliarelli, che governa l'intero mandamento. Era stato arrestato la prima volta nel 2005, assolto e scarcerato nel 2007. Nuovamente arrestato nel 2008, era stato condannato a 8 anni e 5 mesi per aver fatto parte della famiglia mafiosa proprio del villaggio. Nel 2015 era stato scarcerato per fine pena, ma di nuovo arrestato e imputato nell'inchiesta Cupola 2.0 e condannato in primo grado con l'accusa di essere tornato a capo della stessa famiglia del villaggio. Sorrentino faceva arrivare i suoi ordini attraverso il figlio Vincenzo e durante le videoconferenze con i membri della famiglia Maniscalco: Ciccio, Francesco ed Anthony, Maria Mazzè, moglie di Andrea Ferrante, Leonardo Marino, Morris Morgan Cardinale. Ordini che servivano per controllare in autonomia il tessuto economico del quartiere. 33 i provvedimenti notificati dalla Guardia di Finanza, 25 arresti in carcere, 1 ai domiciliari, 7 le interdizioni dell'attività imprenditoriale. E fra i destinatari dei provvedimenti c'erano anche 20 percettori del reddito di cittadinanza, 7 le imprese sequestrate, fra cui il noto Baretto, e 6 ditte individuali di lavorazione dei caffè, di rivendita frutta e verdura, di trasporti e di costruzioni edili. Dovrebbe subire un intervento chirurgico impossibile da eseguire in carcere. Per questo motivo Matteo Messina Denaro è stato trasferito in ospedale all'Aquila, dove sono scattate straordinarie misure di sicurezza. L'intervento non è collegato al suo tumore e dovrebbe risolversi in 2 giorni. Roberta Lunghi. Dal carcere di massima sicurezza dell'Aquila, dove si trova recluso in regime di 41 bis dal 16 gennaio scorso, data della sua cattura a Palermo, all'esterno della clinica La Maddalena, al ricovero odierno all'ospedale abruzzese per essere sottoposto a un intervento chirurgico urologico. Matteo Messina Denaro è stato condotto, infatti, secondo un percorso e modalità già collaudate da precedenti spostamenti, al San Salvatore dell'Aquila. Straordinarie le misure di sicurezza approntate nel nosocomio, che è stato blindato
scontato proprio per la presenza del boss di Castelvetrano, la cui permanenza dovrebbe durare un paio di giorni. Lo scorso marzo era stato trasferito all'ospedale dell'Aquila per una serie di accertamenti, tra cui una TAC, strumento non presente, all'interno della stanza infermeria realizzata ad hoc proprio all'interno dello stesso penitenziario, dove viene sottoposto regolarmente a chemioterapia. L'intervento non avrebbe alcun nesso con la patologia tumorale del boss. Proprio la sua malattia aveva portato gli investigatori e i magistrati sulle sue tracce. In un pizzino ritrovato il 6 dicembre a casa della sorella Rosalia era stato scovato un diario clinico del latitante con le operazioni subite, gli esami e i cicli di chemioterapia. A Palermo si è svolto questa mattina il simposio Cotec alla presenza del presidente Mattarella, del re di Spagna e del presidente del Portogallo. Si è parlato di finanza sostenibile e transizione energetica. Marco Gullà. Finanza sostenibile e transizione energetica sono stati i temi trattati questa mattina al Teatro Massimo di Palermo nel corso del convegno Cotec alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Re di Spagna Felipe VI e del Presidente del Portogallo Marcelo de Sousa. Il focus della 16ª edizione di Cotec Europa si è incentrato su alcuni aspetti di grande rilevanza. Si è parlato dell'importanza dell'innovazione nell'ambito del rapporto tra finanza e sostenibilità, di come sia necessario individuare nuove forme di finanziamento che possano garantire agli investitori un uso trasparente delle risorse, fornire dunque soluzioni che possano incentivare anche il settore privato al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, un po' quello che ha ribadito nel corso del suo intervento anche il Presidente Sergio Mattarella. Sostenibilità, finanza e innovazione sono le tre parole chiave di questo appuntamento, questioni che trovano largo spazio nell'agenda internazionale e interpellano i governi. Il tema di questa edizione ci invita a riflettere sul potere trasformativo dell'innovazione in tutti i settori, anche in quello della finanza, e circa il ruolo di quest'ultima nel mobilitare risorse per obiettivi di inclusione e di crescita. Basti pensare alle trasformazioni gemelle di digitale e verde, poc'anzi citate, e al significato che esse assumono per una responsabile gestione dell'avvenire del pianeta e per un modello di sviluppo equo. Una governance adeguata è naturalmente strumento chiave per vincere le sfide globali con cui ci confrontiamo per mete collettive di progresso. Desidero ringraziare i nostri ospiti italiani per la generosa accoglienza e in particolare il Presidente Mattarella, ha detto invece il Re di Spagna. In questa occasione, ha aggiunto, infatti il foro Cotec si svolge proprio nella città che gli ha dato i natali, un luogo incredibilmente ospitale e di grande bellezza in cui io, come tutti noi penso, mi sento come a casa. Primo via libera dell'Unione Europea al pacchetto pesca e l'Italia resta isolata. Tra le nuove norme l'abolizione entro il 2030 della pesca a strascico e l'obbligo di installazione delle telecamere sulle imbarcazioni. Luca Ciliberti. Arriva la riforma del settore della pesca in ambito europeo, tuttavia le nuove norme non soddisfano l'Italia. I componenti della Commissione Pesca hanno approvato con 20 voti a favore e 8 contrari l'accordo preliminare con il Consiglio europeo, che una volta passato anche in plenaria nei prossimi mesi diventerà legge dell'Unione Europea. Le nuove regole riguardano i controlli per ridurre la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. L'accordo prevede l'obbligo per i comandanti di dichiarare le catture tramite il giornale di bordo elettronico indipendentemente dalle dimensioni della barca. Nel caso di barche con meno di 12 metri è previsto un rapporto semplificato. I rappresentanti italiani hanno espresso preoccupazione su alcuni punti del nuovo provvedimento, in particolare quelli relativi alla tassazione sui combustibili fossili e alle limitazioni della pesca a strascico. Se da un lato, infatti, tutti i governi risultano d'accordo sui principali punti chiave della riforma, ossia la sostenibilità e la resilienza volti a rendere più competitivo il settore della pesca, dall'altro sono emerse anche divergenze sull'applicazione di tali principi. C'è poi un punto relativo ai controlli. La volontà di installare le telecamere sulle imbarcazioni, a prescindere dalla metratura, è chiaramente in contrasto con la riservatezza aziendale dei diritti dei lavoratori. Peraltro questo comporterebbe anche ulteriori costi ed oneri amministrativi per i pescherecci. Molte e pesanti sono le altre
novità contenute nel pacchetto che mette in subbuglio le marinerie italiane, le reti dalle maglie più ampie, l'obbligo di pescare più lontano dalla costa, una diversa composizione delle attrezzature e taglie minime dei pesci. Il settore operante con reti da traino, quello maggiormente colpito dalle nuove misure, rappresenta il 60% della flotta nazionale in termini di stazza e impiega direttamente circa 10.000 addetti per un volume di affari di circa 600 milioni di euro, pari a quasi il 40% dell'intero fatturato della pesca italiana. Ha rimproverato 2 ragazzini di 12 anni che stavano danneggiando alcuni cartelli stradali. Per tutta risposta i 2 minorenni l'hanno fatta cadere a terra, procurandole la frattura del femore. Vittima dell'aggressione avvenuta in via Roma a Palermo, una donna di 70 anni. La vicenda del piccolo Simone, un bimbo catanese con una malattia rara, diventa storia di eccellenza mediche. Oggi in una conferenza stampa all'Umberto I di Roma i medici e i genitori raccontano quello che è diventato il primo caso in Italia di infusione di una terapia genica. Un risultato arrivato dopo le lotte dei genitori e una lettera alla presidente Meloni diventata virale. Eva Spampinato. Quando lo scorso marzo Sebastiano e Sabrina scrissero quella famosa lettera appello alla premier Giorgia Meloni per aiutare il loro piccolo Simone a ricevere le cure adeguate alla sua malattia rara, non potevano immaginarsi che poco più di 3 mesi dopo la loro storia sarebbe diventata un primato italiano e un caso di eccellenza medica. Abbiamo dovuto affrontare questioni giuridico-amministrative riferite alla gestione della pratica prezzo AIFA e all'acquisizione del farmaco. C'è stato un grandissimo lavoro di preparazione, di organizzazione e di messa in sicurezza attraverso blindate procedure di quello che doveva essere il percorso diagnostico e terapeutico di Simone. Oggi in una conferenza stampa al Policlinico Umberto I di Roma si testimonia un pezzo di buona sanità che però è costata fatica, tenacia, notti insonni e numerosi viaggi della speranza alla coppia di genitori catanesi. A distanza di un mese qualcosina già la stiamo vedendo, per cui il bambino è molto più energico, si stanca di meno, ha meno crisi oculogire, se non del tutto quasi sparite, però bisogna dire ancora è molto presto. Il 22 maggio scorso Simone è stato il primo bimbo in Italia ad essere sottoposto ad una terapia genica innovativa con un approccio innovativo ed un farmaco innovativo. È stato fatto un lavoro veramente magistrale, intervento di 8 ore, un'operazione particolare visto che si è toccato il cervello, ma venire costantemente aggiornato dai medici dove ci tranquillizzavano, a ogni passaggio dell'infusione sono state fatte 4 infusioni, quindi a ogni passaggio venivano a tranquillizzarci, a dirci guardate siamo arrivati a questo punto, quindi siamo stati seguiti tutto il tempo. La terapia genica era per il bimbo l'unica speranza di cambiare il corso naturale della sua malattia e Simone era l'unico dei 16 pazienti italiani eleggibili a ricevere questa terapia che però, pur essendo autorizzata a livello europeo, non aveva ancora finito il suo iter regolatorio in Italia e l'approvazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Si seguono delle linee guida, però sarà un progressivo passo dopo passo e vedere i vari miglioramenti di Simone, però non è che si sa con certezza quello che succederà da qui ai prossimi anni. Simone oggi ha una speranza in più per vivere, ma soprattutto per condurre una vita più dignitosa. Restiamo in tema di sanità e di salute. Il comitato dei 10 sindaci del distretto sanitario di Giarre chiede alla Regione di intervenire sul presidio ospedaliero San Giovanni di Dio e Sant'Isidoro per evitare, dicono, che sprofondi in un abisso come è accaduto in passato e lanciano anche una proposta. Simona Mazzone. Posti letto ridotti, carenze di personale tra medici e infermieri, lunghe liste d'attesa per i cittadini, criticità che si trascinano da anni al presidio ospedaliero San Giovanni di Dio e Sant'Isidoro di Giarre, un trend che purtroppo riguarda l'intera Sicilia, ma che qui è sotto l'occhio vigile del comitato formato da 10 sindaci del distretto sanitario, il cui bacino d'utenza in estate può arrivare a contare circa 200.000 persone. Chiedono ancora una volta l'intervento della Regione per evitare
evitare che l'ospedale arrivi al collasso, come spiega il sindaco di Riposto, che è anche deputato all'ARS. Oltre all'attenzione che continueremo a riservare all'ospedale di Giarre, è quella che si continui a seguire questa direzione di miglioramento che è stata rivolta all'ospedale di Giarre nell'ultimo periodo, proprio per evitare che, come è successo anni fa, senza la giusta attenzione della politica, questo ospedale possa ritornare nel baratro. Il presidio costituisce un fondamentale punto di riferimento sanitario per tutto il comprensorio ionico e etneo. In passato si è parlato in diverse occasioni delle problematiche emerse, come la chiusura, ad esempio, del pronto soccorso nel 2015, poi riaperto nel settembre 2021, dopo 6 anni, ma con una pianta organica ridotta. La buona notizia è che sono appena arrivati qui 3 geriatri e che dal punto di vista strutturale, come vedete dalle immagini, si sta lavorando per la demolizione degli inagibili locali che ospitano il laboratorio di analisi, al posto dei quali sorgerà la camera calda, e la proposta dei sindaci al governo regionale è quella di accorpare le aziende territoriali ad ospedali più grandi. La proposta che è nata ieri e che comunque si parla già in regione in maniera non ufficiale, però le voci che la direzione che si vorrebbe intraprendere è questa, è quella di accorpare le strutture territoriali più piccole, quindi in questo caso per esempio Giarre, alle aziende sanitarie più grandi, come potrebbe essere per Giarre per esempio il Cannizzaro, in modo tale che i medici si debbano spostare all'interno della stessa azienda ospedaliera in un raggio che non sia poi magari superiore a una 50 di chilometri, una 40 di chilometri. Qual è il prossimo passo? Il prossimo passo è quello di verificare se l'assessorato alla sanità stia veramente valutando la possibilità di rimodulare tutta la rete ospedaliera siciliana. Alla riunione hanno partecipato anche i sindaci di Giarre, Comune Capofila, Piedimonte Etneo, Fiumefreddo di Sicilia e Sant'Alfio, oltre al direttore sanitario, dottor Giuseppe Mirone. La Regione chiede agli albergatori la restituzione delle somme stanziate con la campagna Sì Sicily per la promozione turistica, ma i rappresentanti di categoria non ci stanno e dicono: noi non siamo inadempienti. Lorena Dolci. Le prime lettere sono già partite, destinatari alcuni degli alberghi siciliani che non hanno piazzato neanche una delle notti acquistate dalla Regione nel programma Sì Sicily, che avrebbe dovuto fare ripartire il turismo dopo gli anni della pandemia. Una manovra costata oltre 70 milioni, ma rivelatasi un flop con poco più dell'1,16%, pari a 17.000 posti letto occupati in quasi 3 anni sulla piattaforma. Sulla vicenda anche i fari della Commissione europea, che potrebbe chiedere la restituzione di parte dei fondi stanziati. Adesso il decreto di revoca del bando, che si scontra con le perplessità degli albergatori. Il contratto non prevede rimborso in caso di scadenza dei termini e mancato occupazione delle camere. Quindi per quanto ci riguarda, la risposta che io suggerisco e che gli albergatori daranno, immagino, alla richiesta della Regione sarà: nessuna rimborso è dovuto, poiché nessuna inadempienza risulta esserci stata. A spalleggiare gli albergatori anche i deputati di Fratelli d'Italia, che bollano come gravissima l'iniziativa dei dirigenti dell'assessorato al turismo, chiedendo l'intervento del governatore Schifani. Ma se sul rilancio del turismo si gioca anche una partita politica, gli imprenditori puntano il dito sul meccanismo della campagna, non di facile comprensione da parte di chi doveva usufruirne, ovvero i visitatori. Si potrebbero invece usare altre modalità di recupero. Ci sono diverse modalità di recupero dei servizi e non delle cifre date attraverso sistemi che possono essere educational, invitare blogger, ovviamente fuori stagione, e quindi continuare a spingere una Sicilia che è in crescita ma che ha moltissimo margine. Se siamo pieni, magari non siamo pieni con Sì Sicily, ma anche grazie alla pubblicità che è stata fatta. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Ed
Ed eccoci di nuovo insieme. È stato pubblicato sul sito della Regione il calendario venatorio 2023-2024 per la Sicilia. La preapertura, fissata per sabato 2 settembre, riguarderà solo alcune specie di uccelli, tortora e colombaccio, e mammiferi, coniglio selvatico. L'apertura generale della caccia è programmata per la terza domenica di settembre, il 17, in tutto il territorio nazionale, con chiusura prevista il 31 gennaio 2024, con periodi diversi in base alle varie specie. Catania è stata inaugurata la piazzetta dedicata a Beppe Montana, che è stata riqualificata grazie a dei finanziamenti europei. Presenti il sindaco Trantino, l'assessore Parisi e il fratello del commissario assassinato dalla mafia. Sentiamo Tonino De Mana. Una passeggiata a Trappeto Nord tra panchine tecnologiche, spazi per il tempo libero, campi di calcetto e basket ed un'area attrezzata dove fino a novembre scorso si aggiravano topi grossi ed agili, tanto da essere scambiati per gatti. Oggi di agile c'è il movimento dei bambini impegnati a saltare, giocare a calcetto o a basket, invogliando anche il sindaco Trantino a cimentarsi dalla lunetta nel nuovo campetto di piazza Beppe Montana dedicata al commissario di polizia assassinato dalla mafia. Speriamo che la memoria si applichi con l'attenzione di tutti, da parte dell'amministrazione comunale, da parte dei residenti, affinché questo bellissimo posto possa camminare ancora per tanti anni. Piazza Montana è il primo tassello di un mosaico più ampio, 13 spazi comunali da riqualificare in chiave green senza perdere di vista l'attività fisica e l'inclusione sociale. Catania Spazio Sport, finanziato grazie al programma PON Metro 2014-2020, è un progetto di rigenerazione urbana che parte, non a caso, dalla periferia. In quel palazzo molte persone segnalavano la presenza di topi fino all'anno scorso, adesso c'è un bellissimo parco. E oltre a questo vorrei anche dire, io quando mi insediai al Consiglio Comunale nel 1988 ricordo che proprio uno dei primi interventi riguardava questa zona qui, perché avevo assistito personalmente a un fenomeno avvilente. Era arrivata una camionetta dei carabinieri e una serie di ragazzini lanciavano le pietre, ragazzini più che altro bambini, lanciavano le pietre contro questo mezzo che rappresentava l'istituzione, perché non c'era l'idea dello Stato. Siccome la vita è fatta, oltre che di prassi virtuose, anche di simboli che devono in qualche modo incoraggiare il cambiamento, credo che quello che è stato fatto qui sia la manifestazione più evidente di come bisogna agire. Una riqualificazione polivalente, come sottolinea l'assessore allo sport Sergio Parisi. Siamo davvero contenti, felici di vedere i ragazzini già cimentarsi nei due principali campetti, il campetto di calcio e il campetto di basket, il playground, ma abbiamo anche riqualificato un po' tutta la piazza, e gli stessi cittadini che in questi mesi hanno seguito i lavori ci hanno garantito che saranno loro i custodi di questo bene prezioso. Primo step avviato, ora tocca ad altri 12 luoghi che presto saranno rigenerati e consegnati alla collettività. Profanata questa mattina intorno alle 7 la chiesa di Maria Santissima Addolorata in via dei Servi di Maria nel quartiere Grotta Santa a Siracusa. È stata la porticina del tabernacolo aperta ad attirare l'attenzione di una parrocchiana che ha scoperto che mancava la pisside con le ostie, portate via anche il crocifisso e il leggio, che però è stato abbandonato nelle vie limitrofe. Pare che un venditore ambulante della zona abbia visto un uomo in sella ad una bici allontanarsi dalla chiesa. Adesso sta indagando la Polizia di Stato, che sta ricercando l'autore del gesto. Il regista John Landis, protagonista al Taormina Film Fest in una affollatissima masterclass, l'autore di numerosi cult movie hollywoodiani, tra cui i fratelli Blues, alias Blues Brothers, ha parlato della forza dell'umorismo nel cinema. Sentiamo. Un incontro affollato per uno dei registi più prolifici della storia hollywoodiana. John Landis, autore di film diventati veri e propri cult movie come Animal House, The Blues Brothers, Tutto in una notte, Una poltrona per due, Il principe cercamoglie e il celebre videoclip Thriller di Michael Jackson, è stato il protagonista di un'affollata masterclass al Taormina Film Fest. Landis ha raccontato aneddoti dietro le quinte dei suoi lavori durante l'appuntamento dedicato alla commedia al cinema. The only true test of the quality of a movie is time.
L'unico test che decreta il successo e la qualità di un film, un libro, un'opera d'arte è il tempo, ha detto il regista americano. E proprio il tempo ha consacrato diverse delle sue opere, una tra tutte è diventato un appuntamento fisso nella notte di Natale in Italia. Ogni anno il 25 dicembre la TV propone il film Una poltrona per due. It's kind of extraordinary. You look at all the great Hollywood films. È una cosa incredibile e straordinaria, era un grande film allora e lo è ancora oggi. Una commedia degna di questo nome deve farti ridere, non sorridere, proprio ridere. L'umorismo è tutto, sia nella vita che nel cinema, ha concluso Landis. Prima volta a Taormina per Avi Rockwell e Tiana Taylor, regista e protagonista del film A Thousand and One, vincitore del Sundance Film Festival, proiettato per la prima volta in Europa al Taormina Film Fest. Ancora una breve pausa, tra poco. Ed eccoci al calcio, lavori in corso a Zafferana nella struttura che ospiterà il ritiro precampionato del Catania. Conclusa la risemina del manto erboso, in settimana comincerà la ristrutturazione degli spogliatoi del Franco Lagona. Angelo Gagliano. Una stretta di mano in attesa della ratifica dell'accordo è bastata per siglare l'intesa tra la dirigenza del Catania e l'amministrazione comunale di Zafferana Etnea, che non vede l'ora di accogliere la squadra rosso-azzurra per il ritiro precampionato. Per l'occasione al Franco Lagona verrà rifatto il look. Venerdì della scorsa settimana è stata ultimata la risemina del manto erboso, il resto lo farà il clima. L'irrigazione è programmata per 2 volte al giorno per 15 minuti in ogni settore del terreno di gioco. Nelle prossime ore verranno invece avviati i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi. Da domani o dopodomani al massimo inizieranno sia i lavori edili sia quelli là di elettrici, perciò consegneremo per la data del 20 luglio già il campo e la struttura in perfette condizioni. Ne verranno fatti dei lavori anche in tribuna? Verranno fatti i lavori anche in tribuna, però sulla possibilità che i tifosi vengano, questo dipende dalla società. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità, però dipenderà dalla società se accogliere o meno, se aprire o meno gli allenamenti ai propri tifosi. Tutti i lavori a spese dell'amministrazione comunale, che ne segue da vicino l'avanzamento con l'assessore allo sport e vice sindaco Salvo Coco. Sto seguendo insieme ai dirigenti e ai funzionari del comune di Zafferana Etnea i lavori per sia il rifacimento del manto erboso che quelli che partiranno a breve anche per il ripristino degli spogliatoi. Per noi è un motivo di grande orgoglio poter ospitare il Calcio Catania. C'è una città in fermento per questa occasione, quindi stiamo lavorando per far sì che il Catania possa trovare il miglior ambiente possibile e far sì che possa restare qui anche per un periodo che non si limiti solo e esclusivamente a quello del ritiro estivo. La consegna dell'impianto è prevista per il 20 luglio, in tempo per ospitare dunque il Catania, che lavorerà a Zafferana Etnea dal 24 luglio al 13 di agosto. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, a tutti una buona serata.